Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Non so se c'è qualche altra testimonianza, se no leggiamo la parola del Signore, pochi versi, così come li troviamo scritti in Marco, capitolo 1, dal verso 29 fino al verso 31, pochi versi. Marco capitolo 1, dal verso 29 al verso 31. Alleluia. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi, onoriamo la parola del Signore, cambiamo posizione, ci svegliamo. Alleluia, un po' di attenzione a me, perché la parola di Dio è qualcosa di importante. Alleluia, che vuole entrare nel nostro cuore. Alleluia. Alleluia. Marco capitolo 1 dal verso 29 al verso 31. A Dio sia la lode e la gloria. Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Egli, accostatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Alleluia. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, il miracolo della guarigione della suocera di Pietro, che qui l'Evangelista Marco chiama Simone. Simone e Andrea, i fratelli. Appena usciti dalla sinagoga, abbiamo letto, Gesù e questi discepoli, insieme a Giacomo e Giovanni, andarono a casa di Simone, Pietro e Andrea. Gesù entra a casa di Pietro e qui c'era un problema, un bisogno. La suocera era a letto con la febbre. Gli altri discepoli, Giacomo e Giovanni, andarono a Gesù e gliene parlarono. Signore, guarda che magari nell'altra stanza, non lo so, immagino, c'è la suocera di Pietro che sta male. Qui possiamo vedere come è utile parlarne con Gesù. Amen. Farlo entrare in casa e parlarne del problema che c'è a casa con Gesù. Alleluia. E il Signore interviene. Il Signore, accostatosi, la prende per la mano, la fa alzare ed ecco il miracolo, la febbre la lasciò e poi questa donna si mise a servirli. Gloria a Dio. Ma questo episodio cosa simboleggia? La compassione di Gesù e la sua capacità di guarire non solo le malattie fisiche, ma anche quelle spirituali. Amen. Quando si parla di malattia, nel concetto umano c'è sempre la malattia fisica, no? Ma non trascuriamo un altro tipo di malattia, che è molto più grave, che è quella spirituale. Amen. Ebbene, noi crediamo, affermiamo, lo predichiamo che Gesù ancora oggi guarisce. Amen? Non solo fisicamente, ma anche da certe malattie spirituali. Amen, amen, Signore. Alleluia. La guarigione è presentata come un atto semplice qui, è amorevole, in cui Gesù la prende per mano per sollevarla dalla sua prostrazione. E poi questo evento culmina con la donna che si alza subito per servire. Un gesto che indica come la guarigione debba condurre al servizio. Amen. E alla testimonianza Alleluia. della propria fede. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Io credo che tutti, da un punto di vista spirituale, tutti noi credenti, siamo stati guariti. Amen. Qualcuno è stato guarito anche fisicamente. Alleluia, gloria a Dio per questo miracolo che si può anche sperimentare, ma
possiamo affermare con certezza che tutti siamo stati guariti da Gesù, dal peccato. Ed ora dobbiamo servire Gesù. Amen. Questa donna è stata guarita e subito sa qual è il suo dovere: servire Gesù e gli altri. E così dal momento che Gesù mi ha guarito, so qual è il mio dovere: servirlo Amen. tutti i giorni della mia vita. Amen. E non dobbiamo dimenticarci di questo. Il nostro dovere è servire il Signore. Dobbiamo farlo. Dobbiamo sentire di farlo. Amen. Nessuno ha detto a quella donna: bene, adesso che stai bene, dai, servici. Gesù non ha detto a quella donna: adesso che ti ho guarito, servici. Quella donna sapeva cosa fare. Alleluia. Sapeva che doveva servire. Alleluia. E si mise a servirli. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Vediamo alcuni punti che ho trascritto ieri sera mentre meditavo questo passo. Guarigioni fisiche e spirituali. La suocera di Pietro era a letto con la febbre, rappresentando uno stato di prostrazione e impotenza. È vero, quando si sta male non puoi far nulla, non senti di far nulla. E quando non si sente di far nulla per servire il Signore, quello è un campanello d'allarme, è un sintomo. Devi andare a Gesù e dire: Signore, dammi la medicina, Amen. perché io non sento di servirti. Gloria al Signore. Ora, l'impotenza, la prostrazione, questo stato di sofferenza può essere sia fisica che spirituale. La guarigione di Gesù va oltre il semplice sollievo dalla malattia, liberandola da quello stato di sofferenza. Amen? Cioè, l'opera di Cristo è un'opera completa, non è un'opera a metà. Amen? Amen. Il Signore interviene ed opera completamente, fa un'opera completa. Io so che il Signore ha iniziato in ciascuno di noi un'opera. Amen. Ed è scritto nella sua parola che è fiducia dell'Apostolo che ha scritto, dice: ho questa fiducia in voi, che colui che ha iniziato un'opera la porterà a compimento. Cioè il Signore non è ancora finito con me e con te, sta ancora operando nella nostra vita. Amen. Lasciamo che il Signore continui ad operare, lasciamolo operare. Amen. Non fermiamolo. Alleluia, ma parliamone con il Signore, parliamo con Lui e coinvolgiamolo nella nostra vita, Amen. in ogni bisogno e in ogni problema. Amen. Alleluia. Alleluia. Poi la mano di Gesù, che bello quest'atto di Gesù, le dà la mano. L'atto di prendere la donna per mano può rappresentare come un atto d'amore, un atto di tenerezza. Amen? È un atto anche di forza che trasmette la capacità di rialzarsi e superare le difficoltà. Gloria a Dio. Quando diciamo: Signore, dammi la tua mano, è come dire: Signore, dammi quella forza che non ho. Amen. Tu stenderai la tua mano, io l'afferrerò, tu mi rialzerai, per la tua forza, l'aiuto che tu mi darai, io mi rialzerò. Ma dammi la mano vuol dire anche: Signore, dammi in modo fattivo un gesto del tuo amore. Ancora una volta, dammi la tua mano. Amen. È un bell'atto che il Signore fa, dimostrando compassione, alleluia, tenerezza, perché Gesù è tenero, non è violento. Io non credo in tutte quelle manifestazioni così che apparentemente sembrano potenti ma sfociano nel disordine. Il Signore è ordine, Amen. è amorevole. Amen. Siamo presi dalla potenza sua, non è con disordine, ma è con ordine. Amen. Alleluia, gloria al Signore.
Ora, questo gesto che Gesù dà la mano a questa donna simboleggia anche il modo in cui Gesù incontra e perdona le persone, aiutandole a riprendere in mano la propria vita. A me quest'atto, dare la sua mano, è come dire: adesso tu sei artefice, tra virgolette, no? Della tua vita. Le tue scelte determineranno chi vuoi essere. E noi, dal momento che abbiamo incontrato Gesù, siamo e vogliamo essere figli di Dio. Amen. Alleluia. Poi il servizio come conseguenza. Dopo la guarigione, la suocera si alza immediatamente per servirgli. Vero? Abbiamo notato, abbiamo letto. Mostrando come la grazia ricevuta debba tradursi in un servizio attivo. Amen. Alleluia. Non ho mai visto nessuno che, veramente toccato dalla grazia di Dio, che si mette da parte o è un semplice, come dire, frequentatore sporadico. Chi è veramente toccato dalla grazia di Dio si mette a disposizione. Lo vedi, si fa vedere negli atteggiamenti, nella disponibilità. Gloria al Signore. Noi vogliamo essere credenti disponibili. Amen. Al servizio. Gloria a Dio. Vogliamo amare il servizio perché amiamo Gesù. Vogliamo amare l'opera sua perché amiamo Gesù. Vogliamo amare la Chiesa perché amiamo Gesù. Vogliamo amare i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo perché amiamo Gesù. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Questo esempio di servizio è considerato un modello per i discepoli e per tutti i credenti. Gloria al Signore. Poi l'altro punto che ho scritto, l'ultimo punto, è la testimonianza della fede. Siamo chiamati, una volta avendo ricevuto la guarigione, la grazia di Dio, no? La liberazione dal peccato, siamo chiamati anche ad essere testimoni. La guarigione non è un punto d'arrivo, ma l'inizio di un cammino che porta a diventare testimoni di ciò che Dio ha fatto nella propria vita. Amen? Ecco perché non credo mai che un credente non abbia nulla da raccontare. Io credo che se hai incontrato Gesù, hai qualcosa da raccontare. Amen. Credo che se hai un'esperienza di salvezza, hai fatto una vera esperienza di salvezza, avrai sempre qualcosa da raccontare. Amen. Io credo che se vivi la tua vita cristiana fatta di preghiera, di meditazione della parola di Dio, di frequenza ai culti, avrai sempre qualcosa da raccontare. Amen. Amen? Io credo che se stiamo vicini a Gesù avremo sempre qualcosa da raccontare. Amen. Gloria al nome del Signore. Quindi, vedete, il Signore ci chiama ad essere anche testimoni. Conclusione, mi avvio alla conclusione di questo semplice pensiero. Tutti siamo stati guariti. Amen? È qualcosa che veramente dobbiamo renderci conto. Siamo stati guariti dal Signore. Amen. Se non fisicamente, almeno spiritualmente sì, quello sì. Alleluia. Alleluia. L'atto di Cristo con il quale ci ha guariti lo ha fatto in croce. Amen? Amen. Alleluia. Lì, sulla croce, il Signore ci ha guariti, liberandoci Alleluia. da ogni schiavitù, sia fisica che spirituale. Alleluia. Quindi, consapevoli di essere stati guariti, alziamoci e serviamolo. Amen. Amen. Alleluia. Oltre a tutto questo, facciamo entrare Gesù in casa nostra. Ed Egli vedrà i bisogni della nostra famiglia. Amen. E guarirà ancora oggi l'ammalato. Amen. Alleluia. Forse in casa tua ci sono ammalati. Forse non ti rendi conto. No, ma stiamo tutti bene a casa. No, ma forse c'è qualche ammalato.
Lascia che Gesù entri a casa. Amen. Fai entrare Gesù a casa. Amen. E in casa tua ci sarà guarigione, Amen. liberazione. Amen. E sarà una casa di servizio. Amen. Amen. Una famiglia che serve. Alleluia. Questo vogliamo essere. Io questo ho sempre desiderato, avere una famiglia per servire il Signore. Alleluia. Lo scopo della mia vita è sempre stato questo quando mi sono convertito, servire il Signore. Amen. Quando ho capito quello che Gesù ha fatto nella mia vita, mi sono detto: ma come posso ricambiarti, Signore? Non potrò mai ricambiare quello che tu hai fatto per me. Mi hai aspettato. Alleluia, perché ero lontano, ma Gesù mi ha aspettato. Alleluia. Mi ha aspettato e al momento opportuno ha agito in un modo potente, Amen. liberandomi e guarendomi. Gloria al Signore. Alleluia, Gesù. E cosa posso fare io per te, Signore? Voglio alzarmi, mi hai fatto alzare dal mio letto di malattia. Alleluia. Voglio servirti, Signore. Alleluia. Alleluia. Da quel momento mi sono sempre messo a disposizione della Chiesa. Alleluia, Gesù. Alleluia. Io da solo. C'erano i turni per la pulizia. Io voglio fare il mio turno di pulizia. Alleluia, Gesù. Solo. E avevo il mio turno di pulizia. Che bella benedizione. L'ho detto una volta anche ai miei figli, ho testimoniato. Dopo che facevo la pulizia, mettevo in ginocchio, non c'era nessuno, ero solo, in chiesa, e ringraziavo il Signore. Che bello. Alleluia. Ero soddisfatto, Alleluia. perché stavo servendo il Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Poi vicino alla chiesa, non mi posso dimenticare, c'era una persona disabile, convertita, e saputo che c'era lì la chiesa vicino, è venuto qualcuno per dirci: guardate che il Vangelo come voi. Adesso vado io a prenderlo con la sedia a rotelle. E io e qualche altro giovane andavamo a casa, lo aiutavamo a prepararsi e con la sedia a rotelle lo portavamo in chiesa. Alleluia. Dopo tanti anni, quando sono sceso giù in Sicilia, ci siamo rivisti a mare, lì dove c'è mia sorella che c'ha la casa al mare. C'era lui con la sedia a rotelle, più invecchiato era. E mi diceva così, salutava, si ricordava. E anche io mi sono ricordato, ci siamo salutati, pace col Signore. Poi mi ha fatto cenno, sono i miei parenti, vai. Che bello il servizio. Amen. Amare il servizio è qualcosa di meraviglioso. Che bello quando ti senti utile, pur non essendo utili, perché se non sono io a fare qualcosa, o tu, sta pur certo che il Signore ne troverà un altro. Ma è meglio essere io e tu, Voglio essere io a servire il Signore. Amen. Vogliamo stare a disposizione del Signore. Amen. La suocera di Pietro si alzò e si mise a servirli. Perché era stata guarita. Gesù la prende per mano con tenerezza, l'aiuta ad alzarsi, la guarisce, la febbre la lasciò. Gloria a Dio, alleluia, che bello insegnamento per me. Spero sia anche per voi Amen. un bel insegnamento. Amen. Alleluia, vogliamo alzarci in piedi, cari del Signore, alleluia. Andiamo a chinare il nostro capo.